Nell'estate bollente che ci fa boccheggiare c'è un numero da ricordare, è l'800 840 840. È il numero verde della protezione civile, serve per le emergenze, in questo momento per tutto ciò che ruota attorno al caldo. Qui siamo nella sede catanese e l'operatrice è letteralmente attaccata al telefono. Questa mattina sono state un paio le chiamate. Cosa vi chiedono? Ma chiedono per lo più come comportarsi, soprattutto le persone anziane o chi assiste loro, di dare acqua sufficientemente in modo tale che vengano reidratate. Oggi a mezzogiorno a Catania il termometro è fermo sui 34 gradi centigradi. Qual è la situazione meteorologica? Più mitigata la temperatura rispetto a quello che erano le previsioni di carattere nazionale. Con la nostra mitigazione fa parte anche di questa doppia situazione in cui siamo all'interno tra la montagna e il mare. Però mercoledì prossimo abbiamo una parte di queste temperature che provengono dalla parte sahariana, di conseguenza ecco il perché dobbiamo organizzarci seriamente. Più 7 rispetto ad oggi, questo è quello che sono le previsioni ad oggi. Le raccomandazioni in questo caso per anziani e sofferenti sono sempre le stesse, evitare sbalzi di temperatura. Altri consigli anche sull'abbigliamento, per esempio, non mettere cose sintetiche, utilizzare cotone o lino o quant'altro possa rinfrescare. Negli ambienti, ovviamente, laddove c'è la possibilità, utilizzare ventilatori, condizionatori, ma queste sono già cose che comunque sappiamo, però è bene anche ogni tanto ricordarle. Oltre al numero verde è possibile chiedere aiuto ai consigli alla Protezione Civile di Catania grazie allo 095 48 00 00. La tempesta di calore africano sta già investendo il Mediterraneo e la Sicilia. Con l'arrivo del grande caldo cresce anche l'allarme incendi. Per il ministro per la protezione civile Nello Musumeci la parola chiave è prevenzione. Fortuna ancora in questa estate non abbiamo registrato situazioni allarmanti. Tutto dipende non solo dal buon Dio ma anche dalla capacità nostra di saperci attrezzare. La prevenzione, quella non strutturale e quella strutturale, le accortezze, il buonsenso, la prudenza sono elementi essenziali per non certo evitare le sciagure, ma per mitigarne gli effetti, per ridurre il rischio, perché il rischio zero non esiste. Il ministro Musumeci annuncia poi finanziamenti per la messa in sicurezza dei territori dei piccoli comuni. Abbiamo già ieri presentato il bando per dare 160 milioni ai piccoli comuni che vorranno presentare progetti, speriamo, contro il dissesto idrogeologico o per il consolidamento delle infrastrutture in termini antisismici. Oggi la priorità si chiama sicurezza del territorio, che è un diritto alla vita prima di ogni altro ragionamento. Il ruolo chiave della parte meridionale dell'Europa è dunque dell'Italia e della Sicilia. Ne ha parlato a Catania il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Si parte dal piano Mattei, che rappresenta un ponte fra il nostro continente e l'Africa. Sia per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, il gas e in futuro anche l'idrogeno verde che servirà a noi, ma attraverso di noi anche all'intera Europa, perché i gasdotti e i gassificatori faranno dell'Italia l'hub del gas europeo. La connessione fra l'Italia e dunque fra la Sicilia e l'Africa passa dal digitale. Urso intanto ha autorizzato l'accordo per l'innovazione con ST Microelectronics, previsti 18 milioni di investimenti per nuovi strumenti informatici. In questi giorni abbiamo firmato un accordo di innovazione per sviluppare qui una particolare tecnologia informatica per le smart city, ma altri ne seguiranno e io ritengo che nei prossimi anni la Sicilia possa diventare il polo di sviluppo principale in Italia e tra i primi in Europa per quanto riguarda l'economia digitale e l'economia green. Il ponte di Messina, ribadisce Urso, è la possibilità in più legata a questo sviluppo verso sud per mantenere nella nostra isola i giovani più validi, insieme al ruolo che l'Italia reciterà nel 2024. Il prossimo anno presiederemo il G7 per tutto il 2024 e quindi i grandi eventi del mondo si svolgeranno in Italia. E in questo contesto, e non a caso, l'abbiamo identificato anche con la costruzione del ponte di Messina, la Sicilia è centrale in questo sviluppo perché il Mediterraneo è tornato centrale, perché il piano Mattei fa
del Mediterraneo, il ponte naturale e quindi dell'Italia e della Sicilia tra l'Europa, che deve svilupparsi, che può svilupparsi solo al sud, e appunto l'Africa, che è il continente che sta qua davanti. E ho visto mamma e ho visto papà contenti nonostante, insomma, la loro vicissitudine con i loro bimbi, e quindi vedere i genitori sereni di sapere che i loro figli sono in buone mani è una cosa bellissima. Qualche mese fa era intervenuto dai microfoni di Viva Rai 2 per denunciare il rischio di smantellamento della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Rosario Fiorello, in questi giorni in vacanza proprio tra la Perla e le Togliani, non ha perso l'occasione per rilanciare l'allarme sul futuro del centro di eccellenza taorminese. Lo ha fatto via social, ma anche andando personalmente a visitare la struttura che da un decennio, in convenzione con il Bambin Gesù di Roma, è diventato un punto di riferimento non solo per la Sicilia ma anche per la Calabria. Accompagnato dal primario Sasciacati, ha fatto il giro dei reparti, parlato con i bambini, con i parenti e con i medici. Fiorello ha ascoltato le loro storie, ha raccontato l'umanità che si respira nei reparti del San Vincenzo, non solo di cardiochirurgia pediatrica ma anche del pronto soccorso, l'unico della zona ionica, e della rianimazione. Questo centro deve rimanere qua, così sarà, noi lotteremo per questo affinché non cambi nulla di quello che c'è in questo posto veramente professionalmente altissimo, veramente. Il futuro del San Vincenzo di Taormina è al centro del dibattito anche politico. La convenzione con il Bambin Gesù è stata allungata con una proroga tecnica sino al 31 gennaio 2024, ma la presenza adesso di quella al Civico di Palermo ne mette a rischio l'esistenza, perché nell'isola non possono coesistere le due strutture di eccellenza, a meno che il Ministero non le autorizzi, utilizzando il bacino di utenza della Calabria, ma occorre verificare se il presidente Occhiuto darà il suo benestare. A Taormina intanto anche il sindaco Cateno De Luca è pronto a dare battaglia, ha già avviato un'analisi sul progressivo depotenziamento del presidio ospedaliero che negli ultimi 10 anni ha subito la chiusura di molti reparti, ed è pronto anche ad iniziative clamorose se il centro di cardiochirurgia pediatrica dovesse essere chiuso. Ovvio che il test è poco attendibile per la valenza dell'avversario. Una vittoria però con tanti gol alla prima amichevole è sempre un buon modo per iniziare la stagione. Il Palermo ha messo in campo quello che ha preparato durante la settimana di ritiro a Ronzone e i segnali sono incoraggianti. 12 gol alla Bassa Anaunia, che milita nel campionato di promozione. I rosa hanno segnato 12 gol, alcuni dei quali molto belli perché arrivati dopo combinazioni studiate in allenamento o per giocate individuali. Sugli scudi Vasic, autore di una tripletta, ma ha regalato spettacolo anche Insigne. Il primo gol dei siciliani non poteva che portare la firma di Matteo Brunori. Eugenio Corini nel primo tempo ha provato il 4-3-3, quello che dovrebbe essere il modulo di riferimento per la prossima stagione. Nella ripresa invece spazio a un 4-4-2 ibrido, in rete anche Mancuso, duttile ed efficace Pietro Ceccaroni. Il mister sta provando varie cose, vari moduli, vari metodi di impostazione. Non ho una preferenza, mi piace sia giocare a 4 che a 3. Sì, il terzino l'ho fatto, diciamo, l'anno soprattutto in B con Dionisi a Venezia. Mi sono trovato bene, magari ho diverse caratteristiche rispetto ad Aurelio che c'è in questo momento. Sono un giocatore un po' più difensivo, però dove il mister deciderà, se deciderà di schierarmi, io sono a disposizione. Ma sulla sinistra l'ultima idea porta a Frabotta, esterno di proprietà della Juventus, che nell'ultima stagione ha giocato nel Frosinone. Il Palermo ci prova, rimangono sullo sfondo le piste che portano a Di Chiara, Beruatto, Corrado e Martello. Conclusi i 10 giorni di spettacolo dedicato al beach soccer alla playa di Catania. All'Arena era presente anche il presidente del Catania Ros Pelligra, appena arrivato in città. Ha assistito al successo dei suoi nel derby con il Catania Beach Soccer. Le immagini sono quelle dei festeggiamenti post partita con Pelligra, giocatori, staff e il general manager di Benedetto. Le squadre sono reduci dalla gara contro il Viareggio, persa in modo beffardo dai ragazzi di Santos, vinta in rimonta dal team di Giuffrida. Il derby prende una piega chiara fin dal primo minuto. Il Catania
Catania SSD ha dimostrato di non aver nessun timore reverenziale con la squadra più titolata d'Italia, l'unica sempre nel circuito ufficiale dal 2004. Mattatore della sfida un ex, il brasiliano Eudin, che ha marchiato a fuoco il match con 3 gol. Ora è capocannoniere della Serie A con 13 centri. È proprio il giocatore carioca che piega le mani di Rafael Padilla, 58 secondi sul cronometro, e il raddoppio porta la firma di Vilella che spinge in porta la palla calciata sulla traversa da Ott al terzo. La squadra in maglia bianca si porta sul 3-0. De Fazio batte ancora Rafael dopo la palla persa da Palazzolo. Un avvio fulminante che inevitabilmente indirizza la partita, perché se al quarto il Catania Beach Soccer accorcia le distanze con Giordani in acrobazia prima della fine del tempo e Ott a ristabilire le distanze. Il resto della gara conferma il trend con ancora Eudin protagonista insieme allo spagnolo Luis Enrique, autore di una doppietta. Finisce 9-3 e tappa Etnea che sorride, la società che fa capo al presidente Pelligra, 9 punti in classifica e 2 vittorie su 3 gare, un successo invece per il Catania Beach Soccer che ha da recuperare ancora la gara contro il Pisa. Si tornerà a giocare subito da giovedì a Cirò Marina altre partite in vista della Final 8 di Viareggio che assegnerà il titolo.